Ciao ragazzi, siamo in diretta. Oggi è il 7 aprile 2026. Dopo questo periodo di pausa di Pasqua, Pasquetta, ritorniamo al lavoro. Questa diretta è in particolare per quelle persone che hanno provato tantissimo, meditazioni, tante cose che ho detto a questo canale e nonostante tutto si trovano ancora ad avere problematiche di dolori persistenti. E quindi queste persone pensano che abbiano fallito loro come persona e non sanno in questo momento come affrontare questa cosa. Quindi appena ricevuto una mail da una persona che avevo seguito tempo fa, che non ha avuto dei risultati sperati, però quello che veramente mi rende amareggiato non è tanto di me, ma più che altro sulla persona, insomma, che sente che ha perso magari una speranza, no. Queste sono parole che io vorrei dirvi non tanto per, convincervi che l'approccio è giusto, ma le speranze non sono le ultime a morire, e l'approccio non funziona. E magari che quel dolore o quei sintomi sono presenti perché non abbiamo ancora lasciato andare delle nostre vecchie identità, dei nostri vecchie abitudini. O possiamo fare tutte le meditazioni, tutte le tecniche di questo mondo, ma dipende anche da come le facciamo, qual è la ragione per cui queste tecniche le adoperiamo. Ora, mi sono preso degli appunti perché ho letto ultimamente una newsletter, una mail che mi è arrivata dall'associazione Pain Reprocessing Therapy di Alan Gordon, un istituto con cui mi sono formato anni fa, e la ricevo settimanalmente. E in questa newsletter, questa mail era rivolta alle persone che non avevano raggiunto i risultati sperati, e io proprio in questi giorni ho ricevuto un'altra mail di una persona che mi aveva seguito tempo fa e dopo un periodo di beneficio ha avuto poi un periodo di stallo, e questo stallo è durato per molto tempo. Quindi è un pennello su quello che io stavo leggendo in questa newsletter. Quindi ho preso qualche appunto perché la newsletter è in inglese, e vi invito anche a seguire il sito della Pain Reprocessing Therapy, che è un approccio che uso anch'io nel mio metodo per la risoluzione di dolori persistenti. L'approccio è sempre mente-corpo. L'email iniziava con una frase di un alpinista neozelandese che scrive: non è la montagna che conquistiamo, ma noi stessi". Quindi come si va a tradurre questo sul nostro dolore o sui sintomi che stiamo sentendo? Cerchiamo di risolvere un sintomo, di farlo andare via, di eliminarlo, senza capire perché quel sintomo era lì. Cos'è che ci diceva quel sintomo? Quello che facciamo noi con la Mind Body Therapy, se non capiamo bene perché certe cose le facciamo una meditazione come se fosse un antidolorifico, come se fosse una pillola di antidolorifico. Non voglio sentire il dolore, allora faccio la meditazione, e quella meditazione è mirata a abbassare il dolore, a eliminare il dolore. Questo però potrebbe funzionare, quindi ci potrebbe dare un sollievo momentaneo, come non potrebbe funzionare. Se non funziona, a quel punto possiamo dirci: perché non ha funzionato? Con quale energia io sto facendo tutte queste meditazioni? Per cambiare eventualmente la mia identità, le mie abitudini, le mie pressioni addosso, oppure le faccio per esclusivamente eliminare il dolore o eliminare i sintomi? Il pezzo mancante non è nel maggiore effort, né nella maggiore fare io invito a fare. Quindi non è fare più meditazioni o fare più tapping o fare più movimenti fisici, non è questo, ma il pezzo mancante sta nel capire, nel sentire, che ci sono comunque delle pressioni che ci mettiamo su noi stessi. La prima pressione che ci mettiamo è quella del risolvere il sintomo il prima possibile. Quindi non andiamo a vedere in che ambiente viviamo, non andiamo a vedere eventualmente quali sono quelle radici che ci portano a portarci tanta pressione, tanta autocritica. Molte persone infatti sentono i sintomi non a lavoro, ma magari a casa.
O viceversa, magari non le sentono a casa, le sentono solo a lavoro. Nel mio specifico flora e sintomo io li sentivo molto a lavoro, quando lavoravo in ufficio, perché erano comunque collegati al lavoro. Quindi in quel momento potevo fare anche tutte le meditazioni che volevo io quando tornavo a casa, cioè faccio quella meditazione, faccio quello stretching, faccio i miei esercizi, sintomi, sintomi, sintomi. Uno può dire vabbè, cambio il lavoro, no? Allora risolvo il mal di schiena, risolvo la cervicale. Ma è solo un tamponamento quello, un qualcosa che andiamo a rimandare per eventualmente un altro lavoro che ci dà le stesse condizioni in cui siamo. L'ambiente è da scansionare. Cosa vuol dire? L'ambiente in cui viviamo magari è fatto di grande disciplina, no, grande disciplina. Il fatto di raggiungere comunque dei risultati alti, in tutte le persone che ho seguito, e io stesso sono una persona molto intraprendente, voglio raggiungere comunque dei risultati non solo alti nel lavoro, ma anche nelle relazioni, nell'ambiente finanziario, insomma in tutto quello che posso. Questo però mi porta a grande pressione addosso. Devo capire, quando mi arrivano i sintomi al collo nuovamente, quanta pressione mi sta arrivando addosso. Da fuori, ma anche dall'interno. Perché sì, le persone di fuori di noi possono pressarmi dal dire ho bisogno di questo, ma io in primis come sto vivendo queste pressioni? Come magari le ho create io queste pressioni? Vediamo uno specchio di fronte a noi e quello specchio siamo noi. Vediamo quello che stiamo creando, perché quello che molti di noi cercano di fare è di cambiare quello specchio di fronte a noi. Non ci piace e quindi vogliamo cambiare lo specchio di fronte a noi. Sappiamo che magari continuiamo con autocritica e continuiamo con un lavoro che non ci piace. Tu dirai, ma io ho fatto questo per 20 anni, ho un bambino, ho una bambina, ho un affitto da pagare, o devo comprarlo per i miei familiari, quindi non posso permettermi di cambiare lavoro. Quello che posso dirti è apri un attimo gli occhi, nota le tensioni emotive, quindi tensioni psicologiche, da dove arrivano. E troverai magari delle zone della tua vita dove sai che c'è una radice. A volte non è necessario che tu vada a cambiare l'esterno, no? A capire che quelle cose stanno arrivando a te comunque, e che siano nelle relazioni, nel lavoro, in te stesso. Molte volte siamo noi stessi i nostri maggiori nemici. Quindi il sistema nervoso non cambia sotto sforzo, almeno in questi frangenti. Cambia quando si sente sicuro a cambiare, quando nota che le condizioni interne ed esterne sono favorevoli al cambiamento. Non è favorevole al cambiamento un sistema nervoso quando è costantemente sotto pressione. Prova a memorizzare qualsiasi cosa sotto uno stato di ansia, sotto uno stato di costante pressione. Io infatti non amo essere sotto pressione, perché non performo bene. Ci sono quelle persone che performano bene sotto pressione, ci sono quelle persone che non performano bene sotto pressione. Il sistema nervoso normalmente, almeno in questi casi di sintomi, ha già avuto una grande pressione dalla vita, e quindi se gli chiediamo ulteriormente di cambiare il dolore, i sintomi, cercando proprio di cambiarlo con meditazioni, con qualsiasi cosa possibile, integratori, diete, super movimento fisico, tutte cose giustissime che ho nel mio metodo, ma bisogna farle con intenzione giusta, cioè quella di vedersi all'interno, notare quelle pressioni, notarle, sentire quelle pressioni e quindi diciamo valutarsi da un punto di vista esterno, con un occhio esterno, notare che quella pressione te la stai dando comunque te, la stai accettando comunque te. Quindi la sicurezza non è un sentimento da praticare, ma una condizione da creare. Questo è quello che ho scritto anch'io qua, insieme a quella email che mi era arrivata e mi ha colpito molto perché è arrivata proprio nel momento giusto. La sicurezza non è un sentimento da praticare, ma una condizione da creare. Quindi, quando siamo in meditazione, qualsiasi meditazione fatela, non la fate per
praticare la sicurezza. Non si pratica la sicurezza, ma si crea. Quindi è una condizione che si crea. La devo creare io comunque dall'interno quella sicurezza. Il problema all'inizio è che le persone vedono dei risultati e allora dicono: se ho visto il risultato con questa meditazione, ne faccio 10 di fila, ok, per questo è quello che avviene, così che il dolore va via. Ma tu è come se stessi cercando di cambiare nuovamente quello specchio di fronte a te, cambiandogli forma. Quindi ti aspetti che l'esterno cambi forma, senza notare che in realtà era il tuo interno, il tuo stato interno, che riflette quel sintomo. Un'altra cosa è del farlo, il perfezionismo, no? Molte delle persone che seguo sono perfezioniste, cercano di controllare tutto. Non do una colpa su questo perché io sono una di quelle, sono stato una di quelle e cerco in questa transizione, in questa trasmutazione di avermi anch'io con voi, perché io non sono al di sopra di nessuno, non sono al di sopra di ogni cliente che ho, assolutamente. Quello che posso vedere è che ho la fortuna di vedere più persone di fronte a me, magari clienti, anche amici, che soffrono di dolori persistenti e noto le similitudini di ognuno. E quelle similitudini di ognuno mi arriva addosso come indizi e vedo che se cambiamo questo, allora miglioriamo molte di queste persone. Se io ho cambiato certe cose di me e ho visto i risultati su di me, ma questo è un caso, quindi non potevo pretendere che il mio caso fosse il caso master. Quando ho iniziato il percorso da terapista, prima ero il mio primo paziente e dopo ho visto una marea di testimonianze di guarigione su questi dolori psicosomatici, comunque neuroplastici. Ho detto: non sono l'unico. Quindi ho visto che questa cosa funziona. Molte persone quindi hanno visto le stesse testimonianze che comunque continuano a crescere, ma non solo le mie, ma tanti terapisti in Europa, e non sono l'unico per fortuna, ma voglio arrivare al punto in cui se vediamo tante testimonianze, anche noi pensiamo: okay, questa cosa è raggiungibile, la posso raggiungere anche io, ma allo stesso momento comunque ti arriva una certa pressione addosso. Dire: io sono come gli altri, posso raggiungere questo, cosa positiva, ma cosa succede quando non raggiungo quello? Perché come dire a una persona: hai 6 mesi di tempo per cambiare la tua identità. Io dico: avere 6 mesi di tempo per diminuire il dolore forse ha più senso, ma se ti dico: hai 6 mesi di tempo per cambiare la tua identità e le tue abitudini, lì è un po' più difficile. Quindi come possiamo pretendere che il dolore vada via in 3 mesi, in 5 mesi, in 6 mesi, in 14 mesi, in 3 anni, se non notiamo che le nostre abitudini cambiano? Vi tengo a tutti voi che mi ascoltate su YouTube e mi sentite da mesi, se non anni, e ascoltate le mie meditazioni, di non prendere le meditazioni come tool o strumenti per abbattere il dolore. Il dolore non è da abbattere, non è un nemico. Tutte quelle pratiche che volete, anche sbagliate, in modo sbagliato, va bene. Quando dico sbagliato vuol dire che non c'è una pratica perfetta. Cercherete la meditazione perfetta, la respirazione perfetta, la routine perfetta. Perché siamo perfezionisti, cerchiamo di controllare. Com'è possibile che quando vedo la casa in disordine, tutta sporca, okay, magari non è sporca, quello è quello che vediamo noi, magari il nostro partner non lo vede sporco. Allora mi arriva una certa tensione psicologica. Se non dico nulla per 2, 3, 4 giorni e sento che magari inizio a essere più irascibile. Tutte queste cose sono specchi. Questo lo vediamo solo se siamo in osservazione. Quindi le meditazioni sono osservazioni del nostro interno. Non vediamo la meditazione come qualcosa che deve cambiare necessariamente il dolore. Lo può fare, ma non abbiamo quell'aspettativa del cambiamento sul sintomo fisico materiale. Il sintomo fisico materiale segue uno stato d'animo che è molto astratto e molto sottile.
ed è costante, mentre i dolori o i sintomi persistenti sono debiti emotivi, risolto, comunque non metabolizzato all'interno, che costantemente si va a accumulare. Questo carico emotivo, questo debito finanziario, se vogliamo, non arriva tutto in una volta, potrebbe arrivare tutto in una volta, ma arriva piano piano durante le fasi della nostra vita. Non è un caso, infatti, che i dolori persistenti siano presenti in fasce di età particolari, che vanno dai 30 ai 50, circa, ok? 35-45. Okay? Siamo lì circa, a grandi linee siamo sui 30 e 50, 55. E poi perché dopo i dolori persistenti vanno a diminuire statisticamente? Secondo voi perché? Perché le persone sopra i 60-70 magari hanno lasciato perdere tante aspettative su di sé, tanta pressione della società, dal lavoro, della famiglia. Ciao Patrizia. Oggi tocchi un argomento che sto vivendo in questo periodo pieno di stress e di stanchezza. Quindi non cerchiamo di fare qualcosa di perfetto, perché non esiste la perfezione, non esiste il modo di far perfetta la meditazione. Lasciamo andare questa pressione addosso sul far perfetto le cose, perché tanto funziona lo stesso. Anzi, funziona meglio quando non lo facciamo in modo perfetto. Non cerchiamo di eliminare i sintomi a tutti i costi, perché non è il sintomo che dobbiamo eliminare. Ti ricordiamo che il sintomo segue uno stato d'animo. È un po' come dire: elimino il mio stato d'animo negativo, lo elimino, ma quello in cui andiamo contro lo rafforziamo, no? Perché ha lo stesso percorso neuronale. Quindi non cerchiamo di eliminare, cerchiamo semmai di comprendere quelle abitudini, quelle condizioni di vita che hanno contribuito a quel dolore. Comprendere, osservare in modo neutro. Adesso io devo risolvere tutto quello che mi stressa, ma lo posso notare quello che mi sta stressando, quello che sta contribuendo. Posso decidere, quindi o lo lascio andare o ricalco la penna su quella cosa lì. Lasciare andare vuol dire accettare, quindi vuol dire riaccettare anche il sintomo. Ricordiamo che se abbiamo uno specchio di fronte a noi, è il nostro corpo, vediamo quello che sta succedendo nella nostra vita e notiamo come noi siamo all'interno di noi. Continuiamo ad attrarre problemi, ok? Probabilmente avevamo paura di attrarre quei problemi. Mentre che fai gli esercizi, quindi nota quanta vigilanza hai, quanto stress c'è nel fare quell'esercizio. Inizialmente, quando seguo i miei clienti, nelle prime sessioni chiedo di chiudere gli occhi, faccio una meditazione guidata e il dolore rimane sempre lì, il sintomo rimane sempre lì, no? Ok, io non è che mi incavolo e dico: ma sta roba non sta funzionando, no? Questa meditazione non sta funzionando. No, quello è un indizio che il corpo o la persona, mettiamo che ho dolore al collo o tensione alla testa emicrania, se in quel momento che faccio l'esercizio il sintomo rimane presente, no? Allo stesso punto, lo stesso dolore, stessa pulsazione, che tra l'altro è molto difficile che questo rimanga sempre identico, ok? È un po' come guardare le nuvole del cielo e vederle sempre lì, ma hanno una leggera forma che cambia di poco, ma cambia. Si muove, ma cambia. Pochissimo, ok? Nei secondi. Questa cosa è un indizio, perché mi sta dicendo che è ancora in vigilanza. Quindi quando facciamo il tapping, no? Non stiamo con la testa a pensare l'aspettativa sul risultato, dobbiamo lasciarla andare, non è la nostra responsabilità. Quello che è di nostra responsabilità è mettere il nostro sistema nervoso in uno stato di sicurezza, non aspettandoci sicurezza, ma creando quella sicurezza nel corpo. Una delle sicurezze che possiamo creare, ad esempio, rallentare il modo in cui parliamo, rallentare il modo in cui respiriamo, rallentare il modo in cui camminiamo. Fateci caso, no? Quando iniziate a camminare, prendete la borsa, uscite di casa e camminate velocemente verso quella meta. Il modo in cui camminate rispecchia il modo in cui pensate.
continuamente in uno stato affannoso di fare, e poi ovviamente tutta questa è una pressione interna che crea emozioni irrisolte eventualmente, pensieri negativi eventualmente. Sono al mare, mi ero appurato che i miei dolori somatici sono evaporati guardando il mare. Ho scoperto la causa dei miei problemi, sono qui e lo osservo, lo accetto e devo ancora capire. Grazie Marco per questa osservazione. Uno dice, ma allora non è che posso vivere al mare tutto il giorno, no? Sì, il debito potrebbe diminuire, ma potrebbe essere anche un evitamento del evitare le condizioni che non ci piacciono. Dobbiamo comunque risolvere quella faccenda lavoro che non ci piace, magari con una conversazione, una brutta conversazione magari, o con la nostra compagna, il compagno, nostro figlio, nostra figlia. Ci sono certe cose che bisogna comunque risolvere e affrontare per far sì che quelle emozioni vengano processate, il carico emotivo si abbassa e magari il sintomo non esiste o non c'è o si abbassa che no. Quindi vediamo comunque che c'è sempre un collegamento, quasi sempre, non millimetrico, quindi non ci aspettiamo che oggi ho mal di testa, quindi è successo qualcosa che non va. No, magari è successo qualcosa che non va ieri, l'altro ieri ancora. Quindi c'è una sorta di pressione che aumenta nel corpo, questo conflitto psicologico. Una volta che non c'è più, arriva tanta stanchezza e magari dormiamo un po' di più la mattina, sabato e domenica siamo esausti, perché questo conflitto o è stato risolto e quindi c'è questo strascico dopo, oppure è in costante forzamento. È l'unico modo per il corpo di trovare uno spazio per rilasciare tensione. Quindi il dolore non è il problema da risolvere. Il dolore non è il problema da risolvere, ma la tensione psicologica legata a abitudini, relazioni, possono essere sentimentali o lavorative. Quindi sono emozioni non processate o non sentite o non volute sentire. Vogliamo sentire certe cose, è normale, no? Però tutto quello che non vogliamo sentire lo evitiamo, è come se mettessimo un debito sulla nostra carta di credito. Il prezzo si deve pagare. E per qualcuno lo si paga col dolore, col sintomo persistente, qualcuno lo paga con altre problematiche ancora più gravi. Non è tanto come elimino il dolore, ma cosa il dolore mi sta chiedendo. Mi sta chiedendo forse di portare meno pressione addosso? Di controllare meno? Notiamo le preoccupazioni, i nostri pensieri. Dovessi dare una pratica mindfulness, quindi la meditazione semplicemente in silenzio, ascoltando il tuo respiro, notando i pensieri che arrivano. Questa è una pratica per allenare, notare nelle restanti 23-50 minuti, se facciamo 10 minuti di pratica, come pensiamo. La mindfulness per volte non è che risolve il problema, ma ci fa sopire i legami, ci fa vedere che c'è uno specchio di fronte a noi e noi stiamo guardando quello specchio. Non ci fa necessariamente cambiare la nostra identità, ma ti dà l'opportunità di farlo. Quindi poi sta a noi eventualmente dire: ma quante pressioni mi sto mettendo addosso in questo anno per fare ogni cosa che Alessio mi dice e non sta funzionando. Che può essere che magari ci sia eventualmente qualcosa che non vuoi vedere, non vuoi cambiare, non del dolore, ma di te stesso o di te stessa. Quindi stiamo arrivando al lavoro di identità e siamo in chiusura. Quindi chiediamoci non cosa fai, ma come lo fai. Come fai la meditazione? Come stai respirando? Non cosa stai facendo, come lo stai facendo. Se già potessimo andare a allentare il modo in cui noi parliamo, il modo in cui respiriamo, magari riusciamo anche a rallentare i nostri pensieri, notandoli magari anche con più consapevolezza. Come ti relazioni con te stesso, non con gli altri, perché noi siamo persone molto gentili, responsabili, ok? Non abbiamo un problema a relazionarci con gli altri, ma a relazionarci con noi stessi. È molto più facile essere gentili con gli altri, ma poco gentili con noi stessi. Quindi interpreti il mondo con lo specchio a modo tuo, non necessariamente come il mondo è. Ok?
che noi magari pensiamo che tutto quello che ci circonda deve essere al nostro modo, ma quella è una realtà che ti sei creato tu con i tuoi pensieri e non è necessariamente così che va. Quindi come possiamo pretendere che un dolore non sia lì? Che potenza hai tu, che arroganza hai tu per dire questo dolore non deve essere qui? Ma se è lì, c'è un'intelligenza emotiva, che se vogliamo arriva addirittura molto più profonda, questa intelligenza a livello dell'anima. Quindi se c'è un conflitto, non è un conflitto solo psicologico, ma un conflitto emotivo, è un conflitto addirittura di anima, quindi il dolore e i sintomi ci stanno chiedendo una trasformazione. Dovremmo essere, non dico felici di sentire dolore, ma almeno dire: cavolo, ma ci sarà pur qualcosa nella mia identità, nel modo in cui penso, nel modo in cui vedo la realtà di fronte a me, ci sarà pur qualcosa che va in conflitto con quello che vuole la mia anima. Io ero in grande conflitto quando lavoravo in ufficio, nel fare un lavoro che non mi piaceva assolutamente. Io ogni giorno avevo questo grande conflitto del non dare spazio alle mie passioni, perché in Italia non avevo passato per 2 volte il test di fisioterapia, quindi ho messo da parte la medicina. Ho detto: "Ma sì, ma no, ma medicina, vabbè, lasciamola perdere, intanto viaggio per il mondo, poi si vede". Ho viaggiato per il mondo, stress a palla, perché c'era questa ricerca della mia passione, no, non stavo facendo qualcosa che mi piaceva. A tutti piace viaggiare, no, ma quando viaggi per 2 anni e vedi qualsiasi cosa, potevo viaggiare anche per altri 3 se volevo, non perché ero ricco, ma perché con il momento in cui stavo viaggiando mi autosostenevo con grande aiuto che ai miei genitori, ma anche quello che avevo messo da parte negli anni in cui avevo lavorato dai 18 ai 23. Okay, poi ho detto: basta, non ha senso, cioè posso fare la trottola per così tanto tempo, ritorniamo in Europa e ritorniamo a studiare". E lì finalmente ho trovato la mia passione, che è quella che sto facendo adesso, e metto in pratica adesso. Quindi quando vedo le persone che non raggiungono il loro risultato in questo che sto facendo, cioè per me mi autocritico, sì, una grande autocritica, perché vado facendo una mia passione, sto creando un mio lavoro e voglio che tutte le persone lì fuori raggiungano un risultato eccellente. Ma so che questo va perché anche Gesù Cristo aveva avuto problemi, no, e quindi non sono minimamente a quell'altezza. Sono 9 azioni che ti invito a prendere in considerazione e a riflettere. La prima è: rifletti sulla differenza tra capire il dolore in modo intellettuale, creare le condizioni della tua vita che creano quella sicurezza interna. Quella sicurezza interna. Quindi creare le condizioni nella tua vita che mantengono il tuo sistema nervoso in modalità sicura. E questo lo puoi solo capire osservando e non identificandoti in quei dolori. 2, guarda la differenza tra il tuo approccio verso la pressione e verso l'autocompassione. Nota quanta autocompassione ti dai rispetto a quanta pressione ti metti in tutto. Pressione o controllo. Identifica le aree della vita in cui senti pressione a lavoro o autocritica. 4, pratica l'imperfezione. Fa le cose in modo imperfetto e fare lo stesso, lasciare andare. Fai una presentazione, quante volte io all'inizio non facevo un video perché dicevo: no, perché questo non si dice così, no, la parola non è giusta così". Piuttosto che evitare l'errore, non facevo proprio la meditazione o non facevo proprio la presentazione. Falla lo stesso. Fai la meditazione così come la senti. Chiudi gli occhi, mettiti 5-10 minuti in silenzio e senti quello che senti, senza giudicare. 10 minuti. 6. Le abitudini che contribuiscono al dolore. Le abitudini sono quelle che creano la tua identità. Le identità arrivano da pensieri, come le abitudini sono i risultati dei tuoi pensieri e delle tue parole. Quindi nota le tue abitudini, vedi se ci sono queste abitudini che possono contribuire a quella pressione interna. Esempio, svegliarsi la mattina, andare subito a vedere le mail.
quella è un'abitudine che può creare pressione interna. Bisogna cambiare quell'abitudine. 7. Cosa mi chiede il dolore? Non il dolore deve andare giù, ma cosa mi sta chiedendo il dolore? Molto probabilmente ti sta chiedendo più sicurezza nel tuo corpo. 8. Il dolore definisce la tua storia. La tua identità è ancora così, nel dolore, ok? Creata da abitudini e pensieri. Da quel momento in poi puoi decidere se disidentificarti, non identificarti col dolore, cambiando i tuoi pensieri. Prima notando e accettando che il dolore non è un tuo nemico, e accettarlo già ci vuole un bel po', non è qualcosa che si fa in un secondo. Dal punto di vista intellettuale lo potresti fare in un secondo, ma dal punto di vista corporeo ci vuole tempo. Quanto tempo ci vuole non sono io a dirtelo, perché se dico 3 mesi dirai ma no, io soffro da 30 mesi. Se dico 30 mesi e tu dici cavolo, 30 mesi, ma siamo pazzi. Non dico nulla. Può arrivare anche in un giorno il cambiamento, dipende da quanta consapevolezza e quanta resistenza non abbiamo più. Quindi 9. Pratica con calma, senza pressione e senza aspettativa. Lascio con questo, mia meditazione lascia andare. Grazie veramente per essere stati fino a qua a sentire 42 minuti del mio monologo. Vi ringrazio per il supporto. Magari scrivetemi un commento su qualcosa che vi ha colpito, magari avete una domanda a riguardo. Vi invito a vedere qualche meditazione, qualche altro video, e ad aprirvi a questa possibilità che il dolore non è il vostro nemico, ma probabilmente è il vostro migliore amico, perché è quello che vuole che tu cambi e ti trasformi in una versione migliore. Non che tu non sia una persona giusta oggi, ma perché potresti essere ancora di più di quello che sei. Alla prossima, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.